Seconda dal Savio, doppio chilometro per cavalli di 4 anni, sono in 10 al viedo per il tiro di Zagor MTT. Lo schieramento: 1 Zito Mao, 2 Zeppolen Artongi, 3 Zio Dipa, 4 Zea, 5 Ice Road, 6 Zuba Font, seconda linea 8 Zago Gius SM, 9 Zorro Leo, 10 Zelig VL, 11 Zaira delle Selve. Favori per Zelig VL numero 10 Roberto Vecchione in sediolo. Alternativa principale Zaira delle Selve insieme a Zago Gius SM. Vediamo la fase di lancio. In partenza l'errore di Ice Road che si stava avvantaggiando e lascia così al comando Zio Dipa, che guida nei confronti di numero Zito Mao. 5 Ice Road squalificato. All'esterno è rimasto invece Zea. Lungo la corda Zeppolen Artongi, all'esterno cerca di avanzare Zaira delle Selve che avanza per corsie esterne, mentre è rimasto subito abbastanza lontano Zelig VL. Intanto 15,4 per i 200 e quarto iniziale con Zaira delle Selve che si propone ora in terza ruota, avanza dopo 400 metri, va su Zio Dipa e l'impegna all'attacco della piegata. Zaira delle Selve insiste nella sua progressione, attacca e cercando di contenerla sbaglia anche Zio Dipa. 645,4, ha dovuto spendere Zaira delle Selve, ora però è al comando. In seconda posizione Zito Mou. Tanto completamento del mezzo miglio in 1,6. In terza posizione Zeppolenart Ongi, mentre al largo c'è Zea, che è seguita da Zelig VL, che prova a venire via in terza ruota all'altezza del chilometro, completato in 1,16,3 da Zaira delle Selve. Maurizio Visco controlla la situazione quando manca poco più di un giro alla conclusione. In seconda posizione si mantiene Zito Mou davanti a Zeppolen Artongi, mentre migliora Zelig VL che ha superato Zago Gius SM e cerca di mettersi in caccia di Zaira delle Selve. Sposta in anticipo però Zito Mou e intanto siamo a poco più di 600 dal palo con Zaira delle Selve che si mantiene in vantaggio. Numero 10 seconda posizione Zelig per Zito Mou, ha VL sbagliato invece Zelig squalificato. VL. E così è tornato sotto Zito Mou, mentre Zaira delle Selve a 500 dalla conclusione è in vantaggio. La progressione esterna da parte di Zago Gius SM, 400 alla conclusione con Zago Gius che progredisce e avvicina, anzi raggiunge Zaira delle Selve sulla curva conclusiva, a metà della quale l'attacca. I due alle prese al completamento della piegata. Retta d'arrivo. L'attacco di Zago Gius, Zaira delle Selve cerca di ripartire con l'aiuto della dritta e in effetti riparte e si sottrae all'affondo dell'avversario che sbotta di galoppo. Zaira delle Selve questa volta viene a vincere, secondo posto per Zeppolen Artongi davanti a Zito Mou, mentre al quarto dovrebbe essere il numero 9 Zorro Leo. 1,16,6 sul doppio chilometro e quando può terminare il percorso esente da errori Zaira delle Selve è una cavalla comunque di mezzi, lo ha dimostrato oggi, spende 45 appena abbondante per i 600 per sfondare, poi tiene buono un ritmo di corsa e nel finale si sottrae a Zago Gius SM che poi sbaglia a una ventina di metri dal palo. La vittoria così per Zaira delle Selve. Maurizio Visco in sediolo e al training. La quota di 3,92 al totalizzatore, secondo posto per Zeppolen Artongi che precede Zito Mou.